Allora siamo con Diogo Neves. Diogo, grande ex della partita, un Trissino che non ha avuto problemi a battere un Sandrigo che comunque ha ben figurato nel primo tempo. No, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Sandrigo quest'anno sta dimostrando di avere una bella squadra e mette in difficoltà tante delle big. Noi questo mese è molto importante per noi e settimana prossima vogliamo arrivare al nostro primo obiettivo, che è raggiungere il primo posto della regular season, e questo era un primo test per arrivare settimana prossima al massimo e cercare di vincere contro il Forte. Ecco, a proposito, big match proprio contro il Forte settimana prossima, è la sfida che tutta Italia si aspetta, che questo campionato si aspetta. Come vedi questa sfida? Come la sta improntando il Trissino? In primis ci dobbiamo concentrare per giovedì contro la Liverense, che è la partita di andata per la Champions, e quella la vogliamo vincere a tutti i costi in casa, e poi andiamo a Forte per vincere. A Trissino la mentalità è vincere contro tutti, e così faremo. Diogo, tu sai che quei signori là ti aspettano sempre qui a Sandrigo. Certo, dico sempre, ripeto, ho lasciato qua un pezzo del mio cuore, è sempre bello tornare a casa. Grande Diogo.